Era andata a trovare quello che credeva un suo amico, un ragazzo con il quale in passato aveva avuto una relazione. Da lui ha anche accettato uno spinello, nella convinzione, giustificata solo in parte dai suoi 16 anni, che tanto una canna non provoca nulla. Sotto l'effetto della marijuana invece è diventata una preda facile per il 19enne di origini sudamericane che credeva un suo amico. Contro la volontà il ragazzo l'ha costretta ad un rapporto sessuale, bloccandola per i polsi e denudandola, obbligandola a fare quello che lei non voleva. Era andata a casa sua così per motivi di amicizia, se non che dopo un primo approccio c'è stata la violenza vera e propria. Quando la sedicenne è riuscita a liberarsi dalla morsa, ha trovato rifugio in bagno ed ha inviato una serie di SMS ad amici e conoscenti chiedendo aiuto. Un messaggio è stato inviato anche sul cellulare di un ragazzo che ha poi raggiunto l'appartamento dove si era consumata la violenza. Al posto di aiutare la sedicenne, il ragazzo ha però tentato di costringerla ad un rapporto di gruppo. Dalla ricostruzione fatta dagli investigatori poi sono stati sentiti anche persone, altre ragazze della compagnia, e anche queste hanno raccontato che in passato erano state vittime di questi due ragazzi. Dopo essere scappata, la sedicenne è arrivata a casa da mamma e papà.